La carenza di personale sul fronte sanitario in Friuli Venezia Giulia coinvolge con forza anche il mondo infermieristico, una professione necessaria e sempre più richiesta che fa i conti, come molte altre del comparto, con serie difficoltà, a cominciare dai numeri. Purtroppo è una carenza che è sempre più grave. In questa regione mancano sicuramente, ma come minimo solo nel pubblico impiego 1 migliaio di infermieri. Nell'addestratoriamento, nello specifico, almeno 200 infermieri, ma questi sono i numeri veramente per garantire l'emergenza, l'ordinario alle persone, perché se poi vogliamo andare a vedere anche tutta la parte relativa alle case di riposo, le strutture convenzionate, i numeri sono certamente maggiori e quindi si comprende effettivamente quanto sia difficile dare un servizio insomma idoneo e corretto al cittadino. Quindi questo è quello che stiamo vivendo ormai da tempo, è da tempo che stiamo dando questo grido d'allarme, però veramente non dico inascoltati, ma quasi, ecco. Fare l'infermiere al giorno d'oggi è un mestiere che sembra sempre meno appetibile e i motivi sono molteplici, con migliaia di giovani che scappano all'estero. Una professione che è poco riconosciuta dalle istituzioni, non dal cittadino. Il cittadino ci conosce, sa quello che facciamo, l'importanza dell'infermiere, molto meno le istituzioni. È chiaro che un giovane, insomma, si chiede: perché devo andare a fare infermieristica, 3 anni di università, poi eventualmente la magistrale, se poi non ho sbocchi di carriera, oltre insomma al discorso che ben conosciamo economico, certamente non è idoneo alla responsabilità e all'organizzazione appunto infermieristica. Questo è dovuto anche al fatto che tanti vanno via per questo motivo, vanno verso l'estero. Abbiamo 30.000 infermieri all'estero, di quali una buona parte anche il Friuli Venezia Giulia, quindi si comprende che sia giustissimo in qualche modo a riportarli a casa, gente formata e pagata insomma con i fondi dei cittadini italiani. Capite insomma che veramente, non dico risolvere il problema, ma quasi siamo anche a buon punto. Ci vuole uno sforzo importante e bisogna fare in modo che non ci sia fuga, ma soprattutto recuperare e riportare i giovani verso questa professione.